Ci deve lasciare, Rino che lasci, invito qui il presidente onorario Cosimo Mattei e la signora Elena Silvestri Innocenti, che è l'attuale presidentessa del glorioso Circolo Filarmonico di Diana, a consegnare una targa di riconoscimento al nostro caro Rino, che ci onora sempre con la sua presenza. E a proposito di presenze, mi segnalano che c'è qui fra noi il figlio di Pietro Mario, insieme al nipote. Sono persone di una grande cortesia e squisitezza, però dovete capire che insomma l'emozione è tanta, per cui non vengono su questo fatto. Noi vi salutiamo ugualmente, vi lasciamo un bel applauso. Grazie. Mario, ti fai vedere un istante solo, a parlare io, guarda. Ho detto della tua commozione che provi, d'altronde stiamo ricordando papà. È un momento veramente commovente. Grazie Mario. Allora, la parola alla presidentessa del Circolo Filarmonico di Diana. Lasciamo perdere i titoli, io voglio affettuosissimamente ringraziare Rino e di vero cuore ti consegno questa targa. Tengo a precisare che questo memorial è interamente organizzato dal presidente onorario Cosimo Mattei, al quale si vuole arricchita e è pensato tantissimo effettivamente. Ringrazio il centro anziani che gentilmente ci ha ospitato non solo in questa occasione, grazie. Soprattutto ringrazio i presenti e le autorità comunali ancora presenti e quelle che ci hanno abbandonato. Grazie di cuore. Mi auguro che in futuro possiamo apportare sempre miglioramenti a questa manifestazione. Voglio rivolgere una parolina a quei piccolini che hanno suonato per la prima volta davanti al pubblico. Mi hanno veramente commosso, come credo abbiano commosso tutti quanti. Loro meriterebbero effettivamente il primo premio solo per il coraggio di esserci esibiti. E però purtroppo le gare vanno così. Staremo a vedere, non si può mai sapere. La parola è Rino. Io ringrazio tutti della pazienza che avete avuto a ascoltare, con tutto che c'è una voce da contraddizione stasera. Se ancora campava sette chiappe sicuramente non poteva. Devo dire una cosa, questo è il quarto festival che ne facciamo, mi pare più riuscito perché forse l'ambiente è più piccolo e quindi ci si sente più vicini, più famiglia ci si sente. Quindi ho piacere di ritrovarvi l'anno 21 sempre che Dio mi dia salute. Grazie di cuore, scusate se devo andare ma la salute mi sta un po', stasera mi sta prevedendo. Al piacere di rivedere allora e auguri di buon Natale e buon anno a tutti. Grazie. Io vi saluto veramente e do la parola a Gianni. Grazie di nuovo a tutti e non ve ne andate perché il dolce viene in fondo. Abbiamo ancora un'altra esibizione e poi abbiamo una chicca.